alle assenze di Giuliani, primatista italiano con 45,26 e di Sabia 45,73, quarto nella graduatoria assoluta. Deve aggiungersi adesso quella dell'ultima ora di Ribot, che ha rinunciato a disputare la gara, questa finale. Sono pertanto in competizione in prima corsia Malinverni della Pro Patria, 3 volte campione d'Italia nel 78, 79 e 80, poi in seconda corsia c'è Pin dell'Assi Banca Toscana di Firenze, ecco Malinverni, poi in quarta c'è Gemelli delle Fiamme Europadova, 46 e 31, il suo primato personale ottenuto quest'anno, in quinta c'è Petrella dell'Atletica Riccardi, campione italiano indoor e primatista italiano con la staffetta 4x400 a Stoccarda. Poi doveva esserci Ribot, che invece ha rinunciato. In settima corsia Tozzi delle Fiamme Gialle, 46 nette dal suo personale, 47,7 quest'anno. E poi in ottava corsia Montanari del gruppo sportivo Carabinieri Bologna. Andiamo ai 400 italiani, cioè su un terreno un pochino più modesto. Ricordiamo Malinverni, Pinta, Pantone, Gemelli, Petrella, Tozzi e Montanari, sesta la corsia vuota, quella appunto di Ribot, che ha rinunciato. Ribot aveva vinto nell'83, mentre il campione uscente è Mauro Giuliani, che non si è presentato proprio ai campionati. Vediamo inquadrato Malinverni, Pin e Pantone nel senso della profondità, quindi Malinverno, Pin, Pantone, Gemelli, Petrella, Tozzi e Montanari. Ecco, vediamo inquadrato Montanari e Tozzi, ma Pantone in terza corsia sembra progredire, ancora non è inquadrato, sempre inquadrato Tozzi e Montanari. Ecco, vediamo in terza corsia Pantone 47,06 quest'anno, si presenta sulla dirittura della Lega con un chiaro margine di vantaggio. Poi vediamo Petrella e Gemelli in seconda posizione, Gemelli e poi terzo è Petrella, quindi vittoria dei Pantoni davanti a Gemelli e Petrella, e poi per il quarto posto dovrebbe esserci Tozzi. Il risultato cronometrico 46 e 18, che è il primato personale per Pantone e seconda prestazione italiana stagionale dopo il 46 netto di Ribot. Ripetiamo quindi l'ordine d'arrivo: vittoria di Pantone delle Fiamme Oro di Padova, che vince agevolmente davanti al compagno di squadra Gemelli, secondo vediamo, terzo invece è Petrella dell'Atletica Riccardi. Per quanto concerne la quarta posizione dovrebbe essere forse Pin in seconda corsia, anche se però rinviene Tozzi e Montanari probabilmente la spunta. Comunque i primi 3 posti, Pantone, Gemelli e Petrella. Ecco inquadrato il vincitore, primo titolo italiano per Pantone, nome nuovo quindi nella storia di questa specialità, che ha registrato 5 vittorie con Taverni, Lanzi, Fraschini, Bello, 4 vittorie con John Gossiti, 3 vittorie Lombardo, Fiasconaro, di guida Malinverni e Giuliani.